Trieste il fenomeno delle truffe agli anziani con la tecnica dei finti carabinieri. In salita di Raute un'anziana è caduta nel tranello, rubati 25.000 euro. È stato fermato un giovane per l'accoltellamento di un afghano ieri sera in Piazza Libertà. Il presidente ICS Schiavone attacca. È fragile, il comune lo ha abbandonato in strada. Rivelata la motivazione della sentenza per la morte del 13enne Stefano Borges in un pozzo nel parco Coronini a Gorizia, mai fatte le manutenzioni, copertura sottile come carta. Entra nel vivo l'adunata delle penne nere a Genova che si può seguire su Tele4, stasera alle 21:15 serata alpina, domani diretta non stop dalle 7:30. Prima stagione balneare a pieno regime a Barcola. Il comune, grazie a contributi regionali, ha concluso gli interventi lungo la costa dopo i danni della mareggiata del 23. Ha passato l'esame del pubblico del Verdi Romeo e Giulietta, l'opera di Charles Gounod, ottimi riscontri per l'orchestra e per il protagonista maschile. È tornata la Maker Faire, la fiera delle invenzioni, un'edizione in programma ancora domani in Piazza Unità con numeri da record. Buonasera dal telegiornale di Tele4. Sta nuovamente diventando dilagante il fenomeno delle truffe agli anziani, in particolare a Trieste con la tecnica del finto carabiniere, tutte perpetrate appunto con questa tecnica particolarmente subdola. Una signora, un'anziana a Raute, ha perso così 25.000 euro. Vediamo il servizio di Marco Stabile. Raffica di truffe, solo tentate o andate a segno da parte di professionisti del raggiro che si fingono carabinieri. Prima al telefono e poi di persona convincono gli anziani a consegnare loro gioielli, oro e contanti. Uno scenario noto che sta però diventando dilagante nell'ultimo periodo. Solo nella giornata di ieri sono 4 le segnalazioni pervenute alle forze dell'ordine da residenti nelle zone più disparate di Trieste, da strada per Basovizza, via Alpi Giulia ad Altura, dalla centrale via Fabio Severo a salita di Raute. In diversi casi il raggiro inizia al telefono. Dopo un'evidente azione di pedinamento e scelta degli obiettivi, i truffatori chiedono a uno dei residenti nell'abitazione, specificatamente quello più in forze, di recarsi alla caserma dei carabinieri di via dell'Istria, avendo così la certezza di trovare in casa il soggetto più debole. In quasi la totalità degli episodi riscontrati l'8 maggio si citava una rapina o un incidente stradale con una BMW che avrebbe potuto avere in qualche modo a che fare con la vittima del raggiro. In 3 casi è stato correttamente allertato il numero d'emergenza 112, sventando la truffa. Esito infausto invece in salita di Raute, dove un'anziana è caduta nel tranello. Fidatasi dei carabinieri fasulli che l'hanno raggiunta alla porta di casa dopo la chiamata e relativo racconto della fantomatica rapina con la BMW e bottino che sarebbe stato nascosto in casa della vittima, li ha fatti entrare nell'abitazione. Dunque ha consegnato tutto l'oro che aveva in casa, una somma considerevole, quantificabile in un controvalore in contanti di almeno 25.000 euro. La zona isolata e la scarsità di telecamere di sorveglianza renderanno peraltro complicato il lavoro degli uomini dell'arma chiamati a intervenire sul posto. Torniamo all'accoltellamento di ieri sera in Piazza Libertà. Oggi, nelle ultime ore, è stato arrestato un giovane sui 25 anni, portato in caserma dalla polizia locale. Il controllo è stato effettuato da una pattuglia della locale poco prima delle 17 di oggi. Si punta a identificare anche gli altri coinvolti, sarebbe appunto sospettato di aver compiuto il gesto. L'accoltellamento di ieri è al centro anche del duro attacco del presidente di ICS Gianfranco Schiavone all'amministrazione comunale per la gestione dell'accoglienza dei rifugiati. Vediamo. La persona che è stata aggredita non era, una persona appena arrivata, quindi qui non parliamo delle disfunzioni che pure ci sono del sistema della prima accoglienza, ma è una persona presente dal 2023 nel territorio con problemi di salute mentale, con problemi di fragilità psicologica e che è stato abbandonato in strada sostanzialmente perché il percorso
di inserimento che è stato pensato per lui era troppo breve. Era fuggito dall'Afghanistan violento per salvarsi la vita e ha rischiato di morire su una panchina a Trieste. Il giovane accoltellato ieri pomeriggio era in città già dal 2023 e dopo la prima accoglienza da parte di CS era stato trasferito per mancanza di posti, interrompendo così il percorso teso a curare la sua fragilità psichica. Questa è l'accusa del presidente ICS Gianfranco Schiavone, diretta al comune di Trieste, che gestisce il sistema di seconda accoglienza per i rifugiati. Invece di recuperare le persone vengono abbandonate. La persona era già un anno che viveva al Porto Vecchio senza nessun intervento pubblico e non è il primo e l'unico caso. Ragazzini di 18 anni vengono buttati fuori dalle comunità di prima accoglienza per minori e vengono lasciati in strada. Richiedenti asilo diventati rifugiati, come nel suo caso, in attesa del trasferimento in un progetto di seconda accoglienza. Non si attende, le lunghezze burocratiche che certo non dipendono dalle persone, e la prefettura di Trieste getta in strada le persone dalla prima accoglienza dicendo il posto lo aspetti in strada. Agiscono in maniera sconsiderata, senza una finalità apparente o forse con finalità di altro genere, che comunque non sono quelle né della tutela delle persone né tantomeno della tutela e della sicurezza dell'ordine pubblico. Andiamo ora alla dunata degli alpini delle Penne Nere a Genova, dove per noi c'è Omar Costantini, pronto per seguire la dunata e tutte le ultime battute finali verso la grande sfilata di domani mattina, che trasmetteremo naturalmente in diretta anche noi. Allora, buonasera Omar, a te la linea. Grazie Laura, prendiamo la linea da Piazza Garibaldi, siamo di fronte al Teatro Carlo Felice di Genova, dove si sono appena concluse, e grazie alle inquadrature che in questo momento il collega Tommaso Migot vi sta facendo, si sono appena concluse le prime incontri con le varie fanfare e cori alpini che si stanno preparando per la lunga serata che partirà in diretta su Tele4, come hai detto tu, alle 21:15, la famosa notte alpina che seguiremo minuto per minuto, e poi domani dalle 7:30 on the road fino al passaggio della Stecca, minuto per minuto la grande sfilata con le Penne Nere che partiranno alle 9 per la precisione, ma noi saremo di ripeto in diretta alle 7:30 per raccontarvi intanto l'anteprima, usando un gergo sportivo, il warm up, tanto per essere chiari, e poi fino al passaggio della Stecca insieme a chi vi parla con la parte tecnica Tommaso Migot, ma ci sarà anche il collega Lucio Zanato con il buon Alberto Pivetta. La situazione è calda nel senso buono, perché gli alpini hanno portato voglia di far festa, voglia di italianità, voglia di far qualcosa di utile e solidale, perché come recita il loro motto di quest'anno, uno dei motti di quest'anno è: gli alpini ripudiano la guerra. Gli alpini sono un senso di fratellanza, un qualcosa che quando serve sono sempre sul posto. E dall'esterno del Teatro Carlo Felice di Genova è tutto, dalle 21:15 in diretta su Tele4, la notte alpina, a voi studio. Grazie Omar Costantini, seguiremo naturalmente sia la notte alpina che la grande parata che concluderà la dunata degli alpini delle Penne Nere domani a Genova. Torniamo alla cronaca, perché alle 11 circa di oggi i vigili del fuoco di Gorizia hanno ricevuto dalla Sores una richiesta di supporto per un soccorso a persona nei pressi del Museo della Grande Guerra sul Monte San Michele a Sagrado. Immediatamente è stata inviata una squadra della sede centrale. Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato il personale sanitario che stava assistendo un anziano colpito da un malore. I sanitari hanno riferito che l'uomo andava trasportato all'ospedale, ma bisognava prima raggiungere l'ambulanza trasportando il paziente lungo il sentiero impervio per circa 800 metri. I vigili del fuoco hanno quindi caricato l'uomo su un'apposita barella in loro dotazione e lo hanno trasportato a braccia fino alla strada asfaltata, dove l'anziano è stato caricato sull'auto Lettiga che lo ha finalmente trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono sotto controllo. Sono state rese note le motivazioni della sentenza d'appello per la morte del 13enne Stefano Borges, precipitato in un pozzo del parco Coronini Kronberg a Gorizia durante un centro estivo nel 2020. Vediamo.
Il pozzo non era mai stato sottoposto ad alcuna manutenzione per almeno un ventennio e ancora il coperchio era costituito da lamiere metalliche dello spessore di 7/8 decimi di millimetro, equivalente a 2 fogli di carta. Era sorretto da soli 3 ganci a forma di S, arrugginiti e inadeguati, non fissati stabilmente ma semplicemente appoggiati al bordo superiore. Colpiscono come un pugno nello stomaco i passaggi chiave della motivazione della sentenza d'appello nel processo per la morte del 13enne Stefano Borges nel pozzo del parco Coronini-Kronberg a Gorizia nel luglio 2020. 110 pagine che spiegano perché sono state confermate 4 condanne per altrettanti membri del curatorio, tra cui quella a 1 anno e 10 mesi al sindaco Rodolfo Ziberna nella sua veste di presidente della fondazione che gestisce il parco. Secondo i giudici, il ragazzino che stava partecipando alla caccia al tesoro di un centro estivo nel parco non ha compiuto un'azione avventata o sconsiderata. Stefano pesava circa 40 kg e si è limitato ad appoggiare un ginocchio per raggiungere un oggetto collocato sul coperchio. La condotta della vittima non era stata abnorme e imprevedibile, ma assolutamente ordinaria. La condanna per Ziberna è motivata perché la qualifica di presidente non costituiva un mero titolo formale, ma comportava l'esercizio di concreti poteri gestori. Confermate anche le condanne a 1 anno e 4 mesi a Marco Menato, Tiziana Gibelli e Maurizio Boaro. Manifestazione e corteo questa mattina contro la guerra e contro il corridoio IMEC per il nostro porto. Vediamo. Slogan contro le guerre e contro la trasformazione del porto di Trieste in un porto della NATO nella manifestazione promossa dal comitato No IMEC in campo San Giacomo. Sono stati ricordati i quasi 500 morti del bombardamento del Rione Popolare del giugno del 1944 e nel contempo anche tutte le persone che oggi muoiono sotto le bombe dei conflitti in corso. In poco meno di mezz'ora fece quasi 500 morti. Buona parte erano morti civili. Il progetto dell'IMEC vuole collegare Trieste al porto militare di Haifa dentro l'entità sionista Israele. Noi siamo assolutamente contrari che il porto di Trieste sia un anello di congiunzione tra l'Europa e le guerre del Medio Oriente che stanno insanguinando il Medio Oriente con l'occupazione, il genocidio in Palestina, l'aggressione all'Iran, al Libano. Siamo solidari con quei popoli, quale occasione meglio per ricordare la sofferenza di questa città legandole alle sofferenze delle guerre di oggi. Una sessantina i partecipanti che hanno dato vita a un corteo da San Giacomo verso il porto per respingere il progetto del corridoio IMEC e per esprimere vicinanza e solidarietà alla Global Sumud Flottiglia e alla causa palestinese. No all'IMEC, no alla terza guerra mondiale, no all'occupazione della Palestina, per questo siamo qui. Al centro della polemica ora un volantino per l'invito a un'assemblea pubblica contro vecchi e nuovi fascismi. Vediamo. Sul piano umano, scrive l'assessore regionale alle politiche ambientali Fabio Scocimarro, il volantino che annuncia un incontro previsto per lunedì in Androna Baciocchi contro quelli che vengono definiti vecchi e nuovi fascismi e che lo vede a testa in giù con evidenti riferimenti a Piazzale Loreto, non lo scalfisce affatto, anche se l'esponente di Fratelli d'Italia valuta di adire comunque a vie legali. E sto valutando anche delle eventuali azioni legali perché hanno messo me, Fausto Biloslavo, senatore Menia e Gianni Calessin, 2 giornalisti che ogni giorno rischiano la vita. L'assessore non ci sta dunque per 2 ragioni. Intanto perché tutto parte dalla figura di Almerigo Grills, che sarà ricordata il prossimo 19 maggio, attorno alla quale, sottolinea ancora Scocimarro, esiste evidentemente una sorta di irragionevole damnatio memoriae. Almerigo era sì di destra, ma un giornalista a tutto tondo. Quando faceva i servizi insieme ai guerriglieri rossi lo chiamavano compagno Almerigo, dimostrazione di essere un giornalista a tutto tondo. Quindi, ripeto, provo solo amarezza di vedere dei ragazzi sprecare le proprie energie nell'odio e nella ricerca di nemici immaginari, anziché impegnarsi a costruire qualcosa. Il pensiero di Scocimarro poi inquadra le differenze fra l'impegno politico di oggi e quello degli anni di piombo. Allora c'erano contrapposizioni, gli anni di piombo 50 anni fa, noi giovani di allora, io di destra, ma anche quelli di sinistra, eravamo uniti da un sincero ardore per cambiare il mondo, chi per fare la rivoluzione, chi per un'alternativa come noi, volevamo costruire un mondo nuovo, una visione, una persona autentica,
E invece vede in questi ragazzi purtroppo una sterile e rancorosa propaganda. Resta da capire se l'università, dopo il volantino, concederà ancora a Androna Bacciocchi per l'appuntamento. Dopo la petizione lanciata da associazioni ambientaliste contro la riapertura del macello di Prosecco, il dibattito si è riverberato nel salotto di Ring. Vediamo. Con la chiusura del macello di Cormons è un grossissimo problema, perché in realtà, insomma, a parte i vegani, ma insomma la maggior parte di noi mangiamo carne, no? Quindi questo macello creerà posti di lavoro, è assolutamente necessario. Io vado spessissimo per il Carso e ho parlato un po' con quasi tutti quelli che hanno tutte le smizie, quelli che hanno i ristoranti, tutte le cose là, e tutti hanno detto mamma mia, meno male che avete fatto questo. La cosa strana era durante la votazione, quando abbiamo votato questo in aula, il gruppo di Adesso Trieste al momento del voto sono usciti. È un po' la furbata, no? Uno dice vabbè, voglio tenermi amici, no, quelli di lingua slovena, ma non voglio andare contro l'animalista. Siamo usciti all'aula e lo rivendichiamo, e rivendichiamo questa posizione. La rivendichiamo perché noi votiamo in scienza e coscienza, e la coscienza è una questione molto importante, perché non bisogna guardare, soprattutto in casi come questo, esclusivamente al merito della questione, sulla quale ovviamente io sono d'accordo sul fatto che serva un macello nell'area territoriale, diciamo, di nostra competenza. Si potrebbe invece discutere, e questo è un tema importante che secondo me viene sollevato da chi si sta mobilitando in questi giorni, sul dimensionamento dell'attività, perché se è un'attività che deve rispondere alle esigenze del territorio è un conto, se è un'attività che invece incentiva una certa dinamica, quindi un aumento per esempio della macellazione e del consumo di carne, dal mio punto di vista è sbagliato. Creare un macello in quella zona, come ha detto anche il collega Vedao, è una boccata d'aria, dato che ne hanno appena chiuso uno. In quelle zone ci sono già delle persone ovviamente che fanno la macellazione in maniera autonoma, ed è corretto ed è legale e si può praticare, ma aprirla e farla legale è una cosa positiva, non è negativa. Siete accorti solo di Adesso Trieste, invece insieme a Adesso Trieste sono uscita anch'io. Io ho parlato con il mio capogruppo Barbo, che loro invece hanno ritenuto opportuno di votare a sostegno, sì. Quindi Barbo, mi sembra Repini, Ukmar, ecco, qualcosa della zona, mentre io ho fatto presente le mie perplessità e anche sui principi etici del macello, e per cui io ho chiesto e quindi sono uscita da questa votazione. Quella di quest'anno sarà la prima stagione balneare a pieno regime sul lungomare di Barcola, dopo la riparazione di tutti i danni causati dalle mareggiate del 23. Vediamo. Le lavorazioni dovute alle mareggiate sono terminate, adesso partono le sistemazioni in vista della stagione estiva, quindi la manutenzione ordinaria. Si stanno facendo proprio in questi minuti sopralluoghi per la pulizia delle aree, che partirà a metà maggio. A 2 anni e mezzo dalla violenta mareggiata che danneggiò gravemente il lungomare di Barcola, quella di quest'anno sarà la prima stagione balneare a pieno regime. I topolini 4, 5, 6 e 7, interdetti nelle scorse estati, sono ora accessibili. L'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che ha seguito da vicino gli interventi di quella fascia costiera, ha riepilogato gli sforzi messi in atto nell'immediato post mareggiata. I topolini dal 4 al 7 sono stati topolini che sono stati danneggiati in maniera pesantissima. Abbiamo avuto dei lavori piuttosto consistenti per diverso tempo, dall'inverno successivo fino all'altro anno sostanzialmente, perché hanno riguardato il rifacimento non solo della platea ma anche la verifica ovviamente della tenuta di questa platea, perché il mare si era mangiato tutto, la verifica anche del sistema fognario, perché sono lì anche lì delle verifiche degli interventi, quindi la sistemazione degli accessi al mare e anche dei topolini stessi, quindi una messa in sicurezza veramente imponente. Ha portato via sicuramente un po' di tempo e un po' di disagio alla cittadinanza, ma era un lavoro che non si poteva non fare. I costi per ristrutturare la costa sono stati sostenuti dal Comune, ma con un importante aiuto della Regione. L'importo è stato anche consistente, per questo ringraziamo anche la Regione Friuli Venezia Giulia, perché ci ha concesso un contributo totale di 6 milioni per i danni alle mareggiate, 3 qualcosa dedicati ai topolini. La stagione prenderà ufficialmente il via il 1° giugno. Dal 1° giugno anche sarà operativo il salvamento, ovviamente sempre a carico del Comune, circa un appalto di circa 160.000 euro, che garantirà ovviamente la sicurezza e l'accesso al mare dei bagnanti.
Si chiama Takabanda, è un progetto di Adesso Trieste che andrà a finanziare le associazioni che operano sul territorio. Vediamo. Senza un'eccessiva gran cassa, Adesso Trieste stamani ha presentato un progetto che secondo Riccardo La Terza incarna al meglio le ragioni, o perlomeno alcune di esse, che hanno favorito anni fa la nascita del movimento. Il progetto, non senza una certa ironia, ha nome Takabanda. L'idea è quella di sostenere associazioni, comitati, gruppi informali che ogni giorno sono appunto impegnati a migliorare la nostra città, a costruire delle iniziative di impatto a livello cittadino. Lo faremo con questo bando, appunto Takabanda, che intende dare vita, dare luce a questo cambiamento, sostenendo anche dal punto di vista economico realtà che operano in sintonia in qualche modo con i nostri valori e col nostro impegno. Anche il finanziamento del progetto si inquadra perfettamente nella mission di Adesso Trieste. Il bando è sostenuto e finanziato e alimentato dal punto di vista economico da una parte delle trattenute che ogni mese come rappresentanti istituzionali versiamo appunto nelle casse di Adesso Trieste, e quindi per noi è anche un modo concreto per restituire tutto quel supporto e quel sostegno che abbiamo ricevuto in questi anni, e per fare in modo che le cose che proviamo a portare avanti a livello istituzionale, che alcune volte vengono attuate, molte altre volte purtroppo no, essendo noi all'opposizione, possano vedere anche un risvolto concreto nell'impegno appunto che queste realtà producono ogni giorno in città. Per accedere a Takabanda è sufficiente presentare una richiesta attraverso internet. Il bando è visionabile all'indirizzo www.adessotrieste.eu/Takabanda, ovviamente siamo a disposizione poi per ogni informazione aggiuntiva. Nei prossimi 2 mesi aspettiamo appunto queste proposte che verranno raccolte e poi valutate dal comitato scientifico di Adesso Trieste e infine votate dalle socie e dai soci che decideranno in qualche modo a chi dare questo sostegno economico. Il progetto, essendo stato lanciato proprio oggi, non esistono ancora candidature. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco. Ha passato l'esame del pubblico triestino Romeo e Giulietta, l'opera di Charles Gounod, è andata in scena ieri al Teatro Verdi. Ottimi riscontri per l'orchestra e per il protagonista maschile. La visione e soprattutto l'ascolto di Romeo e Giulietta, perdonateci se traduciamo in italiano, di Charles Gounod, consentono al pubblico sempre attento del Teatro Verdi di operare, ma il termine fu più adatto, le dovute comparazioni fra il compositore francese Giuseppe Verdi, dove infatti quest'ultimo aggredisce, anche quando come in questo caso si porta in lirica un precedente shakespeariano, il primo sfuma. Lo spettacolo in scena fino al 24 maggio è forse quello che maggiormente si presta a questo tipo di esame, già che appunto prende le mosse da una tragedia che vorremmo essere autorizzati a definire gentile. Per raccontare l'amore inevitabile ma impossibile dei 2 giovani serve accostarvisi quasi con pudore, e Gounod in questo modo si muove. La messa in scena di Paolo Valerio solo a tratti asseconda tale impostazione dal punto di vista visivo, cioè che la inserisce in un contesto storico reso evidente già dall'inizio. Non siamo a Verona, benché logicamente essa sia menzionata, ma probabilmente a Trieste durante la Prima Guerra Mondiale, ed è vero che determinate sonorità autorizzano in pieno tale scelta. Resa, va detto, alla grande dalla scenografia perfettamente funzionale di Francesca Tunno. Come parecchie volte succede, l'azione scenica a momenti paga lo scotto di una partitura forse troppo concentrata su se stessa, ma alla lunga tali momenti non forzano l'attenzione del pubblico grazie a basiche ma efficaci scelte di regia. Ottima la prova dell'orchestra diretta dal giovane Leonardo Sini. Per quel che concerne la compagnia, il pubblico ha assai aggradito il Romeo di Galeano Salas, apprezzata anche la Giulietta di Nina Minasian, non sempre a proprio agio, soprattutto nei sopracuti iniziali. È tornata la Maker Faire, un'edizione in programma ancora domani in Piazza Unità con numeri da record. Vediamo. Questo è un progetto di musica generata tramite bobine di Tesla. Questi sono generatori di alta tensione che generano appunto dei fulmini che vengono modulati con dei segnali audio per permettere di generare musica direttamente dai fulmini senza utilizzare speaker, altoparlanti o altri strumenti tradizionali. Siamo evoluti fino ad arrivare a 3 bobine che portiamo in giro a spettacoli, fiere, manifestazioni di ogni genere. La Maker Faire Trieste sta tutta, si fa per dire qui, scienziati, studiosi della domenica, gente con il pallino della scienza, ragazzi che ne inventano di tutte, soprattutto però la cornice. I triestini e i turisti che avranno tempo ancora domani per curiosare fra gli stand dei maker e degli inventori, per divertirsi
ma chissà, forse pure per capire di possedere dentro di sé qualcosa che potrebbe trasformare qualcuno in un maker del futuro. L'edizione di quest'anno, organizzata come sempre dai CTP con il contributo del Comune, vanta numeri impressionanti. 450 maker in piazza, inventori, creativi, artisti, entusiasti, persone in costume, persone con idee, con progetti, con droni, con robot, con intelligenza artificiale, tutto quello che potete immaginare lo troverete in piazza. L'appuntamento per domani è dalle 10 alle 18. Carlo Fonda così suggerisce di districarsi fra gli stand a chi volesse visitare la Fair di Piazza Unità, ma anche a chi volesse tornarci. La fiera si deve visitare come seguendo la fantasia dei maker, random, seguendo l'istinto, la creatività e la voglia di scoprire. I maker non sono solo qui a raccontare le cose, ma a farvele mostrare e provare di persona. Quindi venite, toccate, giocate con la tecnologia, con l'arte, con la creatività. Con le lunghe difficoltà della Triestina, il calcio cittadino soffre l'assenza di una società che faccia da faro per la crescita dei giovani. Fortunatamente il lavoro di molte società sta portando alla scoperta di nuovi talenti in erba, come quello che vi presentiamo. In un contesto calcistico nazionale in difficoltà, vedi l'assenza della squadra azzurra ai mondiali, e in una città che è tornata orfana del calcio professionistico, a resistere, seppur con molti sforzi, è il dilettantismo locale, quando lavora con programmazione e serietà. E sono i giovani e il loro coinvolgimento anche su sfide da molti considerate proibitive per un minorenne che possono dare quei necessari segnali positivi. Numerose le squadre che in casa coltivano i propri talenti, poi attenzionati da rappresentative e club più blasonati. Un esempio, e se ne potrebbero fare diversi, è il 17enne Nicolas Marassi, attaccante del Sant'Andrea, autore di 25 gol in 29 partite del campionato Under 17, partecipe della spedizione per il torneo delle regioni con il Friuli Venezia Giulia, che è arrivato a un passo dalla vittoria perdendo in finale. Innanzitutto voglio ringraziare la società, la squadra, il mister per questa possibilità di aver fatto bene in questo campionato con 25 gol in 29 partite. Sono anche stato al torneo delle regioni, giocando 6 volte su 7, affrontando squadre in girone come Sardegna, Molise e Veneto. Quest'ultima era una delle favorite del torneo, che siamo riusciti a batterla, arrivando poi affrontando anche Marche e Campania, affrontando poi anche in finale l'Abruzzo. Purtroppo abbiamo perso in finale, però secondo me abbiamo raggiunto un buon secondo posto, oltre le nostre aspettative. E sono molto contento di questo. Da 2 anni nella società di Bialocchi, Nicolas ha militato con la maglia della Triestina, esprimendo oggi il suo dispiacere per la situazione attuale. Al momento io sono concentrato sulla mia squadra, sul mio campionato e di portare la squadra al più in alto possibile. Triestina sì, ci ho giocato 2 anni, under 15, under 16, no, under 14, under 15. E sì, mi dispiace purtroppo andata in D, però ero un grande tifoso. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.